Ma di tutti gli accessori, il più costoso, il più ingombrante, l'unico di cui tutti gli automobilisti farebbero a meno, è questo. Vigile urbano, mestiere molto ambito, a giudicare dalle 90 domande per un posto di agente di polizia municipale a Castelfranco per solo un anno. Nonostante l'assunzione a termine, molte richieste sono arrivate anche da fuori regione, Friuli e Emilia Romagna, ma colpiscono quelle arrivate da Sardegna, Campania e Puglia. Ciò significa che è sì ambito, ma anche, a mio avviso, il momento non dei migliori, offrendo queste opportunità, ha avuto questo riscontro. È la prima volta che a Castelfranco per un concorso, per un incarico a termine, arriveranno concorrenti anche da 1000 chilometri di distanza, per un mestiere in divisa per il quale si rischia di prendere anche tanto freddo, pioggia, vento, neve, caldo, ma è un chiaro segnale della crisi occupazionale che costringe a dare la disponibilità a lavorare anche per solo un anno e ben distanti da casa. Non ci capisco proprio niente, ma che fa quella bianchina? Quel tassista corre troppo. A Castelfranco, sottolinea il vice sindaco, nessun problema se ad aggiudicarsi il posto di vigile urbano sarà un concorrente venuto da lontano. I criteri per la selezione saranno uguali per tutti, quindi a priori non assolutissimamente alcun problema. Se vince un vigile della Puglia piuttosto che uno della Campania, significa che ha un qualcosa in più rispetto agli altri concorrenti.